Buona giornata radioascoltatori e telescoltatori da Alberta Bellussi in questa nuova puntata della rubrica Ecologia, Ambiente e Territorio. Oggi mi piaceva trattare con voi un argomento che ultimamente è di grande attualità ed è quello dell'olio, sia dell'olio di oliva che dell'olio di palma. Abbiamo sentito la settimana scorsa, 15 giorni fa, parlare molto dell'olio di oliva legato a questa delibera che ha fatto il Parlamento europeo di immettere nel territorio italiano 35.000 tonnellate di olio tunisino. Allora facciamo una premessa generale. La produzione mondiale di olio si aggira su questi termini. 39% della produzione mondiale è olio di palma, il 24% è olio di soia, il 14% olio di colza, il 10% di girasole e solamente l'1% di olio di oliva. Il secondo produttore mondiale di olio di oliva è l'Italia. Questo ci porta a fare diverse riflessioni. La prima legata al fatto che la produzione di olio d'oliva in Italia è una produzione molto importante perché vede partecipare a questa filiera produttiva quasi 700.000 aziende, per cui una grande quantità di agricoltori e di industria legata a questa filiera. Le piante di olivo in Italia sono 150 milioni e il nostro paese è appunto il secondo produttore mondiale di questo olio. L'olio d'oliva italiano è un prodotto che lo potremmo definire un prodotto molto importante, ma soprattutto un prodotto di nicchia del Made in Italy, perché vanta 40 denominazioni di origine tra olio di oliva, olio extravergine di oliva e soprattutto proprio per la morfologia del territorio italiano l'olio della Puglia è diverso dall'olio del lago di Garda proprio per le caratteristiche organolettiche che lo tipicizzano, quindi sono dei DOP, degli oli di denominazione di origine molto importanti. Il problema che si è venuto a creare è proprio quello di immettere olio che non è italiano nella produzione dell'olio italiano. La produzione annuale dell'olio di oliva italiano si aggira sulle 400.000 tonnellate, per gli annate in cui la produzione è migliore si aggira sulle 450.000 tonnellate. Anche se bisogna dire che nell'anno scorso gli olivi della Puglia sono stati minacciati da un parassita che ne ha uccisi molti sono stati proprio abbattuti perché si sono ammalati da questo parassita. Queste 400.000 tonnellate di olio di oliva servono al fabbisogno italiano ma anche per l'esportazione. L'Europa ha pensato bene di immettere nel mondo oleario italiano queste 35.000 tonnellate di olio tunisino, secondo quello che dice il Parlamento europeo, uno per dare una mano all'economia tunisina e dall'altro la cosa che stupisce un po' è che siano stati proprio i parlamentari italiani a fare a portare avanti questa delibera. Se noi riflettiamo un attimo, cosa potrebbe portare questo sulla nostra economia? Beh, da un lato sicuramente porterà, i rimandi li vedremo sull'economia olearia italiana, perché comunque l'olio tunisino ha un costo molto basso, perché comunque la manodopera è molto bassa e perché non hanno una certificazione di filiera, dei controlli di filiera così elevati come abbiamo in Italia. E soprattutto poi c'è anche un problema legato probabilmente all'aspetto sanitario, perché in quei paesi non ci sono alcuni fitofarmaci o veleni che da noi sono stati vietati, da loro non c'è questo divieto. Per cui
La cosa un po' paradossale è che nel momento in cui è stato deliberato di far entrare queste 35.000 tonnellate nell'arco di questo anno, è stata anche creata una commissione apposita che valuti quelli che sono gli effetti negativi sull'economia agricola italiana e anche quali potrebbero essere gli effetti negativi che questo può avere sulla salute. Quindi sono un po' quei paradossi che ci troviamo spesso a vivere nel nostro paese, perché alla fine poi le decisioni che vengono prese dall'alto ricadono su chi il problema ce l'ha. Se noi pensiamo che noi abbiamo questo patrimonio, perché avere 40 denominazioni di origini dell'olio italiano è veramente un patrimonio che andrebbe protetto dall'UNESCO, come sono stati protetti altri prodotti. E siamo noi stessi spesso che mettiamo questo prodotto che abbiamo in difficoltà, perché portare dentro olio che non ha la bontà e la qualità del nostro prodotto vuol dire anche far nascere quelle che sono quelle frodi che il mondo alimentare italiano, non solo quello oleario ma anche quello del vino, anche se in realtà le frodi dell'olio di grandi aziende sono balzate alla cronaca pochi mesi fa, perché comunque c'è una legge, che è una legge del 2009, che prevede che venga messo in etichetta l'origine dell'olio, ma il problema serio è che dalla deliberazione di una legge all'attuazione della stessa c'è sempre un fumus legis nel quale si sguazza e si fanno spesso delle cose che non vanno bene. Quindi probabilmente il fatto di far entrare questo olio porterà anche l'aumento di queste frodi. Quindi il mio suggerimento è quello di guardare bene l'etichetta, perché il nostro patrimonio oleario va valutato e va apprezzato, e di riflettere sul fatto che un olio extravergine di oliva non può costare 2 euro, ma bisogna avere anche la capacità di capire che un buon prodotto ha il suo valore. In questo periodo si parla di olio di oliva, ma se vi siete accorti, sulle pagine dei giornali, alla televisione, dopo l'Expo è apparso uno spot legato all'olio di palma. Olio di palma che negli ultimi anni, soprattutto dal 2014, quando c'è stato l'obbligo di mettere il tipo di olio in etichetta nei cibi, si è creata questa sorta di coalizione contro l'olio di palma. Perché? Perché prima del 2014 in etichetta c'era scritto oli vegetali e non c'era l'obbligo di dire di che vegetale era l'olio di provenienza. Dal 2014 c'è l'obbligo di dire da quale vegetale viene, se dal girasole, dall'oliva, dalla palma, e quindi da quel momento si è scaturita la paura verso questo tipo di olio. Probabilmente il fatto stesso che con l'Expo si è cercato di rivalutare l'olio di palma, perché se qualcuno di voi è andato all'Expo, il padiglione della Malesia era fatto proprio tipo, aveva la forma di un chicco d'olio di palma, e in quel padiglione si parlava appunto degli effetti positivi che poteva avere l'olio di palma. Proviamo velocemente ad analizzare questo e ad analizzare se realmente è così cancerogeno, se ha anche dei benefici. Allora, il dato di fatto è ed è legato al fatto che l'olio di palma, per il 40%, se noi prendiamo 100 grammi di olio di palma, 48 grammi sono di grasso saturo. Il grasso saturo è quel grasso che va a gravare negativamente sulla circolazione del sangue, e quindi è uno dei
nelle prime cause scatenanti di infarti e di malattie cardiocircolatorie. Questo è un dato scientificamente spiegato. Se noi prendiamo 100 grammi di olio di oliva, invece, l'olio di oliva ha una percentuale di grassi saturi del 15% e una percentuale di grassi monosaturi, che sono quelli che fanno bene all'organismo, sono quelli che l'organismo riesce a smaltire velocemente, del 75%. Quindi se noi rapportiamo i due oli è davvero sbilanciata la cosa. Poi la virtù sta sempre in mezzo. È vero che noi mangiavamo prodotti che contenevano l'olio di palma fino al 2014, non sapevamo che c'era e ci andava bene così. Se noi guardiamo alcuni report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicono che noi possiamo usare l'olio di palma, perché comunque se noi guardiamo nell'etichetta è contenuto nei grissini, nelle merendine, nei biscotti, nella Nutella, in moltissimi prodotti. Sarebbe giusto però dare al nostro corpo un 10% della quantità calorica giornaliera, cioè tipo 22 grammi al giorno di olio di palma. Allora non vanno a fare male alla nostra salute. Quindi questo dal punto di vista medico, sanitario, cioè i grassi saturi, siano olio di palma, burro o comunque anche l'olio di cocco che ne contiene tantissimo, in realtà sul nostro organismo hanno un effetto che non è assolutamente positivo, cioè questo è innegabile. C'è poi un altro problema legato all'olio di palma, che la resa dell'olio di palma, la resa delle palme da olio all'ettaro è molto elevata, per cui l'olio ha un costo molto basso e è per i contadini delle zone della Malesia, dell'Indonesia, del Sud America, avere questi terreni a disposizione per piantare queste palme da olio è davvero una manna. E cosa succede? Alla fine poi in realtà le grandi piantagioni sono comunque in mano a delle multinazionali che governano un po' questo tipo di mercato, però succede spesso ed è quello uno degli elementi che si trova spesso nelle lettere di protesta all'olio di palma, è quello che per liberare terreno, per poter piantare queste piantagioni di olio di palme da olio, si abbattono grandi distese di foresta o di terreni selvaggi, con la conseguente perdita di tutta la biodiversità e tutta la diversità ambientale, animale e vegetale legata a quel territorio. Quindi ognuno poi fa le sue considerazioni in merito. È difficile non trovare prodotti con olio di palma, anche se in realtà adesso ci sono alcuni cartelli di supermercati che hanno fatto degli accordi per cercare di esporre dei prodotti che hanno sempre meno, che utilizzano sempre meno questo tipo di olio vegetale, proprio per tutelare la salute delle persone. Quindi dovremmo, per la nostra salute futura, dovremo stare attenti, ed è davvero importante leggere le etichette dei prodotti che compriamo, sia per quanto riguarda l'olio d'oliva, del quale abbiamo detto ci sono un sacco di frodi e soprattutto di cose un po' ambigue attorno ad esso, e anche quei prodotti che noi diamo ai nostri bambini, soprattutto le merendine, i biscotti, per evitare che siano in realtà che siamo noi stessi a fare del male alla nostra salute. Spero che questa puntata sia stata interessante, vi invito la prossima volta. Grazie da Alberta Bellussi e buona giornata.